Chi entra nel nostro museo all'ingresso trova una breve rampa. Sulla destra si confronta, quasi a essere salutato e accolto, con due straordinarie sculture in nenfro di provenienza vulcente e risalenti al 600 a.C. circa. Superata la rampa, accede alla prima sala e alla sua sinistra incontra subito quello che idealmente è il contesto con il quale comincia il percorso cronologico alla scoperta delle antichità di Vulci. La prima vetrina è sorprendente, abbagliante per la sua importanza nonostante l'antichità di un contesto che si colloca tra l'850 e l'820 a.C., quindi oltre 2800 anni fa. Sappiamo dallo studio di questo complesso che è stato rinvenuto nel 1958, quindi oltre 60 anni fa, ma dopo una prima pubblicazione ha mantenuto viva l'attenzione degli studiosi, venendo da ultimo studiato da colleghi della soprintendenza, Anna Maria Sgubini Moretti, Letizia Arancio e Pellegrini, che si tratta non di una tomba destinata ad un unico defunto, anzi una defunta come si capì da subito, ma a due individui, forse cremati simultaneamente in seguito ad una morte altrettanto simultanea. Le analisi dei resti cremati e conservati all'interno dell'urna, condotte soltanto nell'ultimo decennio, hanno infatti consentito di capire che questo corredo apparteneva ad una donna fra i 25 e i 30 anni e ad un individuo infantile tra gli 8 e i 10 anni, un bambino di sesso non identificato, ma molto probabilmente femminile, che hanno fatto insieme il loro ultimo viaggio. A nessuno è consentito aprire questa vetrina, naturalmente, estrarne il contenuto, ma quello che oggi vogliamo raccontarvi non è la storia di questo straordinario complesso, rinvenuto in una delle necropoli più importanti di Vulci, quella di Cavalupo, vicina peraltro alla celebre tomba François, quella con gli affreschi, e al celebre tumulo della Cucumella, ma vogliamo parlarvi di questo eccezionale bronzetto nuragico, uno dei capolavori dell'arte nuragica, uno dei pochi di questa tipologia rinvenuti in contesti villanoviani e quindi risalenti all'età del ferro della nostra penisola, ma anche uno degli elementi più centrali per la definizione della cronologia di questa classe tanto discussa. Per saperne di più dovete spostarvi sul nostro canale YouTube Etrus Channel. Bene, se ci avete seguiti vi ho trasmesso alcune informazioni relative al contenuto di questa splendida sepoltura a cui probabilmente in futuro dedicheremo un'intera puntata, ma quello di cui oggi vogliamo parlarvi è questo eccezionale manufatto dell'arte nuragica, un bronzo. E non posso trasmettervi se non attraverso il mio sguardo, attraverso forse un po' di tensione nelle mie parole, l'emozione che ho provato tirandolo fuori dalla vetrina. Siamo davvero di fronte a un monumento che non possiamo dire unico perché di bronzetti ne sono stati rinvenuti molti, ma è unico per il fatto di essere associato ad un contesto archeologico che attirò immediatamente l'attenzione degli studiosi, fra i quali è doveroso citare Giovanni Lilliu, il primo ad aver realizzato una raccolta sistematica di tutti i bronzetti nuragici noti e che in questo oggetto cercava di trovare informazioni che consentissero meglio di comprenderne la cronologia, di comprendere le origini di una classe di materiali che proprio per il fatto di essere spesso rinvenuti al di fuori del loro
contesto originario o in situazioni di rinvenimento legate alle azioni di più uomini nel corso del tempo, quindi contesti solo relativamente chiusi, pone non poche difficoltà. Nella sua rassegna dettagliatissima il nostro Bronzetto occupa il numero 111, viene descritto come sacerdote militare in ogni minimo dettaglio. Noi sappiamo bene quanta discussione vi sia intorno agli Sciardana, il popolo semimitizzato ormai dei Sardi, quante problematiche vi siano intorno all'archeologia nuragica, semplicemente dettate dal fatto che questi popoli, cui noi attribuiamo appunto questo nome Sciardana riprendendolo da alcune fonti indirette in nostro possesso e dalla continuità di questo nome nella nostra attuale definizione, il problema è legato proprio alla loro capacità di conservare e trasmettere la memoria attraverso i secoli e quindi viene spontaneo per chi, diciamo in modo forse a volte un po' troppo appassionato e poco tecnico, viene spontaneo, dicevo, unire la narrazione relativa a quegli straordinari complessi architettonici che sono i nuraghi con queste manifestazioni artistiche che a quel patrimonio già antico all'epoca in cui vengono realizzati si riferivano, perché fra i bronzetti nuragici ve ne sono molti che raffigurano proprio i nuraghe, raffigurano le architetture monumentali della Sardegna dell'età del bronzo medio, che però, da quanto noi sappiamo, anche grazie alla tomba di Vulci, sono di oltre 500-600 anni più antiche. Allora, che informazioni ci fornisce il contesto della tomba dei bronzetti nuragici di Vulci? Beh, come vi ho detto all'inizio, siamo intorno all'850 a.C., datazione confermata da tutti quanti gli oggetti di corredo. Quello che non sappiamo e non riusciamo a dire è se questo bronzetto sia contemporaneo agli altri oggetti con cui è deposto, e ricordiamolo, almeno altri due, ma forse 3 o 4 sono di origine nuragica, quindi non sappiamo se sia stato realizzato e deposto più o meno in contemporaneo a distanza di pochi decenni. Alcuni di questi oggetti infatti potevano essere conservati e trasmessi per più generazioni prima di finire all'interno delle sepolture e il problema è esattamente questo. Quanto a lungo sono stati conservati? Indubbiamente per arrivare a Vulci ha dovuto attraversare il mare e su questo nesso con la Sardegna molto si è riflettuto, alcuni hanno ipotizzato all'epoca in cui si riteneva questa tomba appartenere ad un singolo individuo, una donna, sulla base anche degli altri oggetti di corredo, tutti dichiaratamente femminili, che questa donna, per il possesso di una serie di oggetti nuragici, fosse anch'essa di origini sarde. Ma non vi può essere alcun automatismo di questo genere, poiché non sempre è lecito creare un nesso fra il defunto e gli oggetti che sono sepolti insieme a lui, proprio perché la cerimonia funeraria è azione di una serie di sopravvissuti in numero non facilmente ricostruibile, almeno i familiari diretti, e quindi vi è la possibilità altrettanto probabile che a seppellirlo sia stato un congiunto, il marito, un parente, quindi il nesso automatico fra l'oggetto e il defunto conservato al cinerario non è così dirimente. Certo è dalle informazioni raccolte in corso di scavo è che i bronzetti nuragici sono stati rinvenuti all'interno del cinerario di un tipo biconico particolare, un biconico molto simile alla forma globulare. Ma la particolarità è che mentre gli altri oggetti sepolti all'interno dell'urna, e qui vedete alle mie spalle sia l'urna che una ricostruzione dell'insolita cista che li conteneva, molto rara, ne sono documentate 6 in tutta Vulci, ecco, la particolarità è che
i bronzetti non erano stati bruciati, gli altri oggetti d'ornamento contenuti all'interno del cinerario insieme alle ceneri invece in buona parte sì, alcuni invece non erano stati bruciati ma erano stati intenzionalmente frammentati. Quindi l'idea che questo bronzetto dai sopravvissuti sia stato volutamente collocato insieme alle ceneri genera indubbiamente un rapporto preferenziale rispetto a ciò che di solito invece veniva deposto all'esterno dell'urna, che in alcuni casi era arricchita anche da altri vasi, in questo caso no. L'urna era poi trattata, come spesso accade nel mondo villanoviano, come se fosse un corpo e quindi ornato da una collana e da tutta una serie di altri elementi. Ma torniamo sul nostro bronzetto. Gli appassionati di archeologia sarda e nuragica hanno dibattuto molto la cronologia di questa categoria di manufatti. Vi dicevo, c'è una serie di teorie che li fanno risalire all'età del bronzo finale, altre, sulla base di evidenze come questa e di altri contesti, li riportano ad un orizzonte della prima età del ferro, nel quale tuttavia si cerca di generare un legame con una tradizione plurisecolare, come dimostrano le riproduzioni miniaturistiche in bronzetti dei grandi nuraghe che ancora erano ben visibili e in buona parte utilizzati all'epoca. Ma la società è cambiata, la società nuragica della prima età del ferro, e il nesso con la sua tradizione viene richiamato un po' come cerchiamo di fare oggi noi all'interno dei nostri musei. Vi era quindi la volontà di richiamare un passato glorioso che aveva prodotto opere architettoniche monumentali, e tutto l'impegno destinato alla realizzazione di questi monumenti si è rivoltato contro una società che non è riuscita a mantenere la sua struttura anche dopo una serie di rivolgimenti che hanno interessato non solo l'area sarda, ma l'intero Mediterraneo in questo periodo. Entriamo più in dettaglio invece nella straordinaria iconografia di questo oggetto. Vedete, la prima cosa che balza agli occhi è questo gesto, noi diremmo con un termine tecnico icastico, di saluto. Questa mano protesa in avanti e rivolta verso l'alto. Sembra davvero salutarci. Anche qui però poniamo attenzione, perché i gesti che noi facciamo con le nostre mani non sono sempre uguali nel corso del tempo. Un ok, il gesto dell'ok in una cultura ne ha un significato completamente diverso in un'altra, e purtroppo il gesto dell'ok rovesciato è diventato di recente tristemente famoso per un episodio accaduto in Nuova Zelanda. Non sempre quindi le nostre gestualità devono essere interpretate con i canoni odierni, e a volte penetrare un significato di un gesto così lontano nel tempo non può essere fatto con i canoni che siamo soliti utilizzare. Dobbiamo però partire da dei punti fermi. La mano è realizzata con fattezze più grandi del vero, e quindi questo gesto doveva avere indubbiamente un significato. Può essere un gesto di venerazione, ce lo fa pensare l'intero complesso strutturale del manufatto e tutti i confronti che noi conosciamo e che possiamo richiamare, e poi vi è anche la volontà evidentemente del metallurgo che lo ha realizzato di far vedere quella cosa che pende alla base della mano e che solo in tempi recenti si è capito cosa sia. Lo si è capito anche grazie al rinvenimento di altri complessi come le statue di Monteprama, che hanno contribuito molto alla comprensione di questa realtà artistica. Si tratta molto probabilmente non di un vasetto, nemmeno di una sorta di borsetta, ma di un elemento, un guanto da pugilatore che doveva rivestire la mano e che è sfilato e lasciato a penzoloni. Questo è il primo elemento che ci consente di inserire questa figura, che è stata definita, e forse è ancora giusto definirla, di sacerdote all'interno di una categoria artistica
documentata in quell'eccezionale complesso di cui parlerò a breve delle statue di Monteprama. Andiamo poi a vedere il resto della raffigurazione, appunto non esente da problemi. Il copricapo è particolarissimo, è un copricapo pileato, cioè con un elemento conico sormontante. Ne sono documentati tantissimi in tante culture differenti. Possiamo andare da alcuni copricapi documentati nell'Europa settentrionale dell'età del ferro, in oro, attestati anche nella penisola iberica, fino al cappello di Merlino, tanto caro alla nostra immaginazione e fantasia. I sacerdoti etruschi, gli aruspici, erano anch'essi contraddistinti da un copricapo pileato realizzato in pelle animale dalla medesima forma. Indubbiamente era un qualcosa che doveva contraddistinguere questo soggetto e lo poteva contraddistinguere in senso sacrale come sacerdote, ma forse anche in senso militare, perché questo tipo di copricapi potevano anche essere degli elmi. Grandi difficoltà interpretative le ha poste anche quest'altro oggetto che occupa tutta la parte sinistra della sagoma di questa figura. È un oggetto oblungo, ripiegato, quindi doveva essere fatto di un materiale che consentiva questa azione e che a tutti gli effetti sembra effettivamente essere ciò che è stato ritenuto dall'inizio, uno scudo. Quindi abbiamo un individuo con un curioso copricapo pileato, la mano in un gesto religioso o di saluto, non possiamo dirlo, dalla quale pende un guantone, l'altra mano è impegnata nel reggere questo enorme scudo ripiegato che evidentemente lo doveva proteggere. Scendendo verso il basso vediamo che indossa un gonnellino che arriva fino quasi ai piedi. Dietro è un pochino più allungato, vi sono anche dei particolari che dalla visione nella vetrina non possono essere colti. E poi reca dei calzari molto simili a quelli moderni. E qui di nuovo per me l'emozione di spostarlo dal sostegno nel quale è retto. Non vi ho fatto notare due altri particolari, gli occhi più grandi del vero, e quindi attenzione, nell'arte antica enfatizzare andando oltre la visione naturalistica alcuni particolari aveva un significato assolutamente rilevante, quindi l'artista, il metallurgo, voleva porre attenzione sulla mano e sugli occhi. E poi scendono dal capo due vistosissime trecce e queste trecce accomunano questo bronzetto ad altri simili della sua categoria e hanno indotto alcuni inesperti che non hanno letto la sovrabbondante letteratura esistente su questo oggetto e sugli altri a pensare che si trattasse di una donna, forse indotti a questo anche dal contesto vulcente in cui l'oggetto è inserito. Ma le lunghe trecce sono un elemento che contraddistingue spesso proprio i sacerdoti o comunque figure che anche visivamente devono essere riconoscibili all'interno di una comunità. E questo sicuramente non è una donna, ma certamente un uomo, perché basta guardare sotto il gonnellino, e Lilliu questo particolare lo aveva notato, per riconoscere la cura in dettagli che non potevano essere visti se non tenendo in mano questo oggetto come sto facendo io. Sotto il gonnellino è visibile l'accenno del fallo e la presenza del fallo, pur non visibile, è importante perché oltre a essere un segno di virilità è indubbiamente un chiaro segno di genere. Quindi nessun elemento può confermare in alcun modo l'idea da alcuni sostenuta che si tratti di una donna. Ma il colpo di scena che ha riportato ancora di più l'attenzione su questo bronzetto lo si deve alla ripresa, come vi ho accennato prima, degli scavi a Monteprama. Vi faccio vedere solo uno delle ormai decine di libri che sono stati scritti su questo tema, alcuni da grandi studiosi, altri da semplici appassionati.
C'è molta attenzione su queste tematiche e naturalmente si è creato anche un mercato che alcuni anni fa ha portato a riprodurre le statue di Monteprama all'interno di centri commerciali con i Lego o con dei cioccolatini di una marca famosa che non posso citare. Questa è tra le pubblicazioni più attendibili su questo tema e alla quale ne sono seguite altre, perché la scoperta straordinaria di Monteprama è avvenuta nel 1974, non ero nemmeno nato, ad opera di Alessandro Bedini, uno straordinario archeologo che era occasionalmente in Sardegna, dopo aver dedicato a lungo la sua opera all'archeologia, soprattutto latina, e tornerà presto a occuparsi di questo. Dicevo, nel 1974 avviene la scoperta e questa scoperta è prodotta, come spesso accade, lo ricordiamo spesso per Pirgi, in seguito a lavori agricoli particolarmente rovinosi che portarono alla luce una serie di statue. E poi indussero archeologi come Lilliu e la soprintendenza locale ad intraprendere una serie di campagne regolari dal 1977 al 1979 condotte tra gli altri da Carlo Tronchetti, che approfittiamo per salutare essendo uno dei nostri follower. Nel 2014, anche in seguito al successo ottenuto con restauri che hanno consentito di ricomporre da oltre 6.000 frammenti più di 30 sculture, si è tornati lì a scavare ed è stato proprio Raimondo Zucca, uno dei giovani partecipanti allo scavo diretto da Tronchetti, a riportare alla luce il complesso che giaceva lì, non dimenticato, ma indubbiamente meritevole di ulteriore attenzione, e non solo ad aiutare a comprendere meglio l'intero complesso, ma a portare alla luce due nuove sculture di un tipo fino allora non documentato, molto simile al nostro bronzetto nuragico di Vulci. Le tipologie di materiali rinvenuti a Monteprama, queste grandi sculture note come giganti perché sono realizzate in una pietra calcarea locale che appunto consentiva di riprodurre in modo molto naturalistico soggetti antropomorfi di dimensioni superiori al vero, viaggiano fra i 2 metri e i 2,50 metri. Non sono grandissime, ma questo ha veicolato il termine giganti loro associato, anche se non del tutto pertinente. Rientrano in una serie di tipologie antropomorfe, aniconiche o riferite a nuraghi, perché vi sono riproduzioni in pietra anche di nuraghi. Fra quelle antropomorfe vi sono 3 categorie: quella dei pugilatori, quella dei guerrieri e quella degli arcieri. Il nostro bronzetto rientra, per i motivi che vi ho detto prima, nella categoria dei pugilatori, e le 2 statue rinvenute nel 2014 riproducono in modo molto simile le sue fattezze, in particolare per la presenza di questo scudo così anomalo. Per chiudere questo racconto è necessario quindi cercare di spiegare al pubblico, sulla base di dati che ancora oggi sono oggetto di discussione, di trasmissioni più o meno corrette dal punto di vista scientifico. È lecito quindi chiedersi e provare a spiegare quale sia la relazione fra queste statue, che sono diventate dei veri e propri simboli dell'essere sardi nella dimensione atemporale che li caratterizza, se non altro per questi straordinari occhi che sembrano fissarci pur nel loro essere stilizzati, e i bronzetti nuragici. Tutte le informazioni raccolte sembrano indiziare che l'area di Monteprama sia stata per gran parte della sua storia una grande necropoli, ma non aperta a chiunque. Le decine di tombe rinvenute, delle tombe a pozzetto nelle quali i defunti venivano inumati in posizione rannicchiata, sono tutte riferibili ad una categoria di individui maschi giovani. Quindi sono esclusi gli anziani, sono escluse le donne e sono esclusi i bambini. C'è una selezione e questa selezione deve avere un significato. Le sepolture si disponevano lungo un asse più o meno allineato, al lato del quale doveva esserci una sorta di strada, erano coperte da lastroni.
salvo poche eccezioni, non recavano oggetti di corredo. Ciò che è stato rinvenuto in alcune sepolture, vasi frammentari, oggetto di rituali connessi alla sepoltura, o in un caso pochi oggetti, una collanina con uno scarabeo in steatite e poco altro, sono tutti riferibili ad una cronologia relativa al IX secolo a.C., quindi coeva alla tomba di Vulci e confermata anche dalle analisi al radiocarbonio calibrato condotte sul materiale osseo conservato. Le statue di Monteprama sarebbero state invece realizzate dopo che le sepolture erano state chiuse. Non possiamo dire con esattezza quanto dopo, ma la tecnica con cui sono realizzate riflette una serie di contatti e di modelli con ambiti vicino orientali, tali da far capire che c'è sicuramente una dipendenza iconografica dai modelli di bronzetti nuragici che ancora circolavano, ma inserita in una nuova volontà artistica che dal vicino Oriente riprende la statuaria a tutto tondo che caratterizzava quegli ambiti. La piega alle esigenze del pubblico locale e dà vita a una nuova forma artistica che si confronta ancora con un passato più remoto di quello che queste sculture rappresentano cronologicamente. Si ispirano quindi a modelli che erano ancora vivi, ma li riattualizzano. E poi pochi sanno che queste sculture erano dipinte, si sono osservati addirittura le tracce di colore che servivano a enfatizzare le ferite che recavano. Perché? Qual è il loro significato? Doveva trattarsi probabilmente di una esaltazione a posteriori di quei defunti, che per l'età farebbero immaginare all'esistenza di una sorta di rituale di passaggio verso l'età adulta dei guerrieri che dovevano confrontarsi in battaglie o in gare atletiche tra le quali probabilmente era previsto anche il pugilato. Le statue quindi celebrerebbero un rituale che ha un nesso con i defunti collocati all'interno di questa necropoli, monumentalizzandolo con uno stile e un linguaggio che guardano a un Oriente verso il quale tutta la nostra penisola in quello stesso periodo comincia ad aprirsi. Successivamente queste statue verranno distrutte, ma siamo già in un'epoca molto più avanzata in cui Cartagine comincia a controllare questa zona, ma probabilmente qualcuno le aveva già viste, un greco che forse proprio a partire da quello che doveva essere uno spettacolo inconsueto, collocò in Sardegna delle leggende legate a Eracle e Iolao. Quindi le leggende moderne relative al mondo classico, si legano ad un immaginario molto antico, visibile ai greci che frequentavano la Sardegna. Insomma, questo è un piccolo esempio che vi sarà sembrato anche troppo lungo, siamo quasi ai 30 minuti, delle grandissime storie che possono ruotare intorno ad un oggetto come questo, la cui importanza non è solo legata alla straordinaria qualità artistica, ma al fatto di essere stato rinvenuto all'interno di un contesto che tante informazioni ci restituisce, appartenuto ad una donna che poteva esibire una collana d'oro rarissima, anche delle collane in pasta vitrea che ci rimandano di nuovo a contatti con il mondo vicino orientale, al ruolo di mediazione di Fenici che probabilmente hanno contribuito a plasmare quell'immaginario villanoviano ed etrusco e al contempo quello nuragico di più alta antichità, ma che continua a vivere e sopravvivere grazie a opere come queste, alle statue di Monteprama, ancora fino ad oggi. Compito degli archeologi è cercare di spiegare tutto questo, poi chiunque è libero di immaginare quello che vuole, costruire nuove ed ulteriori leggende, ma cerchiamo, perlomeno è parte del nostro mestiere, di non dimenticare i fatti che ruotano intorno alle evidenze oggettive associate a questi monumenti nel momento in cui sono regolarmente scavati e altrettanto regolarmente documentati e trasmessi a tutti.